Sbarra abbiamo inaugurato la Torre della Pace con la campana Maria Pacis, abbiamo avuto la presenza del Cardinale Beniamino Stella e di Don Bruno Fasani, di tante associazioni, delle ditte che hanno collaborato, di tante persone offerenti, del cuore dei soldati, la memoria che abbiamo messo scritto in questa lapide dentro alla torre, che sarà per sempre un segno di disponibilità alla pace. Tutti dobbiamo lavorare perché questa concordia cresca in Europa tra i popoli. La delegazione austriaca ce ne ha parlato, ha deposto una corona su questa lapide e noi siamo onorati adesso di celebrare anche la messa con Sua Eminenza, che ci ha portato anche il saluto del Papa, e quindi ci sentiamo in comunione con tutta la Chiesa e con tutti gli uomini di buona volontà. Diciamo molto, come si può dire, impressionato dal fatto che nella torre vi siano la lista dei caduti austriaci insieme alla lista dei caduti italiani, e questa è una testimonianza del rapporto che ci deve essere tra l'Austria e l'Italia, per cui loro sono molto contenti che Don Brunone abbia potuto realizzare questo evento. Il passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico la barriera. Molti passavano quella notte infatti, per tacere bisognava andare avanti. Dalle amate sponde, sommesso neve il tripudia dell'onde, era un paesaggio dolce e lusinghiero.